Il Fondo Sociale Europeo per contrastare i danni dell'emergenza Covid-19, un aiuto per 2 settori strategici come turismo e cultura e per imprese, lavoro e famiglia. 120 milioni di euro prevalentemente per i settori come cultura e turismo che hanno avuto il maggiore impatto dal prolungato lockdown, ma pure un'ampia fetta destinata a famiglie e servizi di cui hanno bisogno. 10 milioni di euro andranno invece specificamente per le assunzioni dei giovani, almeno 2.500 di loro sono da sostenere. Poi 2 milioni e mezzo per lo smart working all'interno del potenziamento della pubblica amministrazione. Infine il sostegno alla famiglia, 15 milioni di euro per scuole dell'infanzia e centri per la disabilità e altri milioni per minori e anziani e per ausili alla didattica a distanza nelle famiglie numerose, calcolati in almeno 6.400 anche per spese già effettuate nei mesi scorsi. In totale si punta a raggiungere 114.000 soggetti. Noi abbiamo deciso di usare 120 milioni di euro che ci rimanevano del Fondo Sociale Europeo per le imprese, soprattutto quelle dei 2 settori in crisi, cultura e turismo. Lavoro, ma sempre aiutando le imprese perché questo è il nostro punto di riferimento, bonus occupazionali per i giovani che sono quelli che soffriranno di più e una riduzione del costo del lavoro per quelle imprese che riprenderanno in forze i lavoratori del settore del turismo e poi un aiuto alle famiglie perché le famiglie, soprattutto le famiglie numerose, quelle che hanno 4 figli in più hanno avuto dei costi anche per la didattica a distanza importanti e cerchiamo di abbattere con un'altra parte di risorse i costi delle rette per i centri estivi e di aiuto per le scuole dell'infanzia. Oppure per la prima volta in Italia si interviene con contributi salariali, riducendo il costo del lavoro per le imprese con 35 milioni di euro. Interventi che possono arrivare da un minimo del 50 al massimo dell'80% era esattamente quello che le categorie ci chiedevano perché molti vogliono aprire gli alberghi, per farlo devono assumere il personale, ma in questo momento dove il tasso di occupazione è bassissimo, il rischio è che molti tenevano chiuso l'hotel perché non avevano la possibilità di pagare il personale, quindi venire incontro ai costi del personale è fondamentale in questo momento. Abbiamo il problema degli stagionali, cioè nel senso che ci sono persone che magari da tanti anni lavorano presso lo stesso hotel, ma lo fanno magari per 3 mesi o 6 mesi all'anno. Ecco, questo la normativa nazionale ancora non ce lo consente e chiederemo una modifica da questo, l'abbiamo già chiesta, una modifica da questo punto di vista, perché non chiediamo soldi li mettiamo noi, li mette la Regione con i fondi FSE, però ci devono almeno venire incontro dal punto di vista normativo. Per i lavoratori dello spettacolo, a fianco dei bonus di 600 euro del governo, ci saranno ulteriori 1.000 euro dalla Regione Veneto. Come verranno investiti? Diciamo che insieme alle altre misure che abbiamo già posto in essere vi saranno 3 milioni di euro a sostegno di progetti fatti da soggetti privati del mondo della cultura e altri 3 milioni di euro a sostegno dei lavoratori che ricevevano i 600 euro dal governo del settore della cultura. C'è difficoltà davvero a spendere questi fondi? Com'è andata negli anni scorsi? Siete riusciti a coprire tutti quanti i fondi a disposizione? L'Europa ci premia perché soprattutto nel Fondo Sociale Europeo noi abbiamo sempre usato e bene le risorse, tanto che l'Unione Europea ci ha premiato nell'ultima programmazione con ben 50 milioni di euro aggiuntivi. È evidente che noi eravamo nella fine della programmazione, quindi noi non abbiamo molti soldi che residuano, avevamo già impegnato tutto, alcuni bandi li abbiamo sospesi per rinviarli. Però la cosa bella in questo caso è che nonostante le risorse non siano tante abbiamo deciso di individuare settori strategici.